Immagine grida da Trento con un occhio a Verona e a quello che di qui a una settimana potrebbe accadere al Congresso Mondiale delle Famiglie. Siamo a Trento e 2 assessori della provincia con il patrocinio dell'ente organizzano un convegno sulla differenza tra donne e uomini. I relatori sono per lo più oppositori della teoria del gender, anti-abortisti e promotori della cosiddetta famiglia tradizionale. Nel palazzo arriva la contestazione degli studenti e dei centri sociali, respinte dalle forze dell'ordine. Il rischio che Verona il prossimo weekend possa assumere anche questi contorni non è lontano, viste le polemiche sempre più accese. Ed anche le prese di posizioni nette, perché se il round sul patrocinio del governo tolto al Congresso è stato vinto dal Movimento 5 Stelle, i ministri targati Lega non fanno passi indietro. Non solo Fontana, anche il ministro per l'istruzione Marco Bussetti. È un convegno su un tema, come se ne realizzano molti di convegni su temi diversi. Io sono stato invitato e parteciperò. E che sia presente il ministro per l'istruzione a un convegno per il quale l'Università di Verona ha negato la sala fa storcere il naso a molti, tranne che al diretto interessato. Ognuno è libero di pensarla come la vuole, cioè, viviamo in uno Stato democratico e quindi è giusto che ognuno esprima il proprio pensiero. Lo rispetto, come è giusto che anche gli altri rispettino quello delle altre persone. Intanto i patrocini regionali restano, l'ultimo in ordine di tempo è quello del Friuli Venezia Giulia, che si affianca a quello del Veneto. Zaia, in compagnia di Bussetti, oggi in visita nella Marca, ribadisce quello che aveva già espresso ai nostri microfoni 2 giorni fa. C'è libertà di parola, dice non siamo oscurantisti, il patrocinio resta e andrò lì a parlare contro l'omofobia. E intanto approfitta del ministro per ricordargli il percorso sull'autonomia. Come Ministero abbiamo risolto tutto quello che era la procedura che ci riguardava, ora tocca... Ci saranno altri step, ma a questo punto noi come Ministero non abbiamo più un ruolo in questa vicenda.